I sindaci però devono, come dire, consegnare la fascia. Il dado è tratto, monta la protesta dei primi cittadini. Ieri a Milano la marcia dei 1000 amministratori per chiedere che le regole cambino. Oggi dal Veneto l'eco dei sindaci contro il patto di stabilità e l'accoglimento di quella che sembrava soltanto una provocazione. Questo Stato Dracula sta spolpando i comuni. Io ho messo la faccia e devo poter garantire quei servizi che i cittadini mi chiedono e per i quali pagano le tasse. È un grande sacrificio, poi essere amministrati da commissari sarà durissima e difficilissima ed è qui la nostra, ad un certo punto, il nostro imbarazzo, le nostre difficoltà. Il presidente dell'ANCI così mobilita i suoi sindaci ad un'azione concreta. Flavio Tosi da Verona accetta e rilancia. Se ci si coordinasse sia per lo sforamento in massa del patto di stabilità da una parte, sia per dimettersi, è una battaglia che può essere efficace. Ma è difficile trovare una linea comune. Unanime il sì alle dimissioni, ma soltanto se si trattasse di un gesto simbolico. I sindaci non sono dell'idea di abbandonare i propri cittadini al commissario di turno. Se si tratta di consegnare la fascia come atto simbolico, potrebbe anche starci. Rinunciare a governare comunque, anche in momenti di difficoltà come questo, un comune, questo non sono d'accordo. Se le dimissioni si concretizzano in un atto che mette in difficoltà il comune perché si abbandona una barca in difficoltà, non è la scelta giusta. E intanto per sabato prossimo altro meeting di fasce tricolori a Brescia. Sabato abbiamo questa riunione a Brescia con tutti i colleghi sindaci alla quale sono stati invitati e dovrebbero partecipare anche sindaci non della Lega, perché ripeto lo spirito deve essere quello di lottare tutti contro delle scelte inique. Ma ormai pochi sono i margini di manovra, la parola potrebbe dunque passare alle prefetture d'Italia. Il prefetto decida che cosa deve fare dei comuni italiani.